Rieccoci insieme cari telespettatori, anche oggi ci dedichiamo a parlare di cose piacevoli, di opportunità che ci offre la bella stagione, l'estate, e dalla montagna di ieri al mare invece di oggi. Siamo stavolta nella regione del Veneto. Con noi collegati abbiamo il piacere di avere quindi presenti alla nostra trasmissione per gli approfondimenti il dottor Angelo Macola, presidente Assitai Veneto, Associazione Imprese del Turismo all'Aria Aperta. Grazie di essere qui con noi Presidente, ben ritornato. Grazie a voi dell'invito. Ben ritornato il dottor Giuliano Boscolo Ceggion, presidente ASA Federalberghi Sottomarina Lidi di Chioggia. Grazie anche a lei Presidente. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io direi di cominciare con lei, dottor Macola, che ci racconta nuovamente, senza far conto di averlo detto anche in precedenza, perché poi abbiamo tanti telespettatori che ci chiedono ragguagli, anche se ripeto tutte le puntate possono essere visibili sul web, di come si prospetta, in base a un po' all'osservatorio che voi avete anche all'interno della vostra associazione, la stagione che si sta aprendo. Si sta aprendo, dottor Macola, un po' in ritardo perché in realtà normalmente con i flussi di turismo straniero, tedeschi, normalmente abbiamo grandi presenze, però qual è la situazione? Allora, la situazione è esattamente quella che lei ha descritto, quindi siamo in una fase di ripartenza, è una ripartenza che non è assolutamente semplice. Nella pratica la riapertura della Germania praticamente nei giorni di Pentecoste ha impedito una normale Pentecoste sia sul mare che sul lago. I dati in nostro possesso sull'arrivo dei tedeschi sono molto sconfortanti perché abbiamo avuto circa un 30% di presenze rispetto a Pentecoste con date simili degli altri anni. Il percorso poi della stagione è un percorso che si presenta molto difficile a giugno, dove per 1000 motivi tra i quali una certa diffidenza del nostro turista abituale a affrontare il turismo in maniera normale, quindi abbiamo visto ridursi le giornate presenza anche da parte delle famiglie che diciamo riapprocciano con la vacanza con soggiorni più brevi. Parliamo di weekend lunghi piuttosto che la normale settimana. Ecco Presidente, la interrompo un attimo, solo un secondo proprio per spiegare meglio ai nostri telespettatori. Lei sta parlando di strutture di ricettività all'aria aperta, open air. Certo. E nonostante queste strutture si parla di weekend. Questo che fa un po' pensare, perché normalmente uno accede magari a strutture all'aria aperta, però si pensa ad una vacanza un pelo più lunga, perché richiedono anche una certa organizzazione, no? Sì, però le dico, la fruizione delle unità mobili messe a disposizione del turista, le roulotte che vengono allestite dai campeggi o dai tour operator, rendono questa organizzazione più semplice rispetto a quella diciamo di un tempo in cui uno doveva organizzarsi la propria roulotte, doveva organizzarsi comunque per uno spostamento in cui doveva approntare magari una riserva di cibo, doveva organizzare il tagliando del camper o piuttosto della roulotte. Adesso le nostre strutture sono fruite molto spesso da famiglie che noleggiano la roulotte già collocata sul posto, quindi questa semplicità di fruizione rende anche più semplice il fatto di soggiornare pochi giorni invece che la normale settimana, come dicevo prima. Dopodiché c'è da dire che sta aumentando molto il noleggio dei camper da parte della clientela invece optata per il proprio mezzo di pernottamento, e questi camper sono dei mezzi più agili delle roulotte di una volta, quindi da questo punto di vista vediamo nuova clientela, vediamo della gente che magari fa delle prove, noleggia il camper per un fine settimana per capire se la propria vacanza può essere fatta anche per tempi più lunghi,
è in atto un cambio delle esigenze del turista ed è comunque palpabile come ci sia vorrei dire una nuova forma di pensare alla propria vacanza, un nuovo modo di affrontare la vacanza all'aria aperta. Dico la verità, c'è una grande tranquillità all'interno dei campeggi, le disposizioni Covid sono precise, noi le confermiamo prima dell'arrivo, anche se pure in questo caso vediamo che c'è una carenza di informazione corretta. Cioè, cosa vuol dire? La gente che prevede le vacanze magari non si informa precisamente su quelle che sono le restrizioni Covid e pensa per esempio di dover arrivare esibendo un tampone o esibendo la propria vaccinazione. Il tampone prevede delle spese e quindi magari la famiglia non si muove perché pensa di doversi fare 4-5 tamponi, quindi di spendere per questi 4-5 tamponi, oltre che di perdere il tempo necessario ad eseguirli. Bisogna chiarire, come è stato disposto dalle autorità, che noi campeggiatori, albergatori, ristoratori non possiamo richiedere alcun tipo di pass. Questo è un messaggio che deve essere chiarito. Non è data facoltà agli alberghi di richiedere alcun tipo di vaccinazione. Noi possiamo al limite prendere la temperatura, ma non possiamo richiedere tamponi o vaccinazioni al cliente. Se mi chiede il perché, le dico che formalmente è una questione di privacy, però le dico anche che formalmente è una cretinata. Dopodiché, formalmente, scusi, non ho capito? È una cretinata, okay. perché questo ci impedisce di poter organizzare le aziende in una logica del Covid free. Certo. Ora hanno sviluppato una serie di nuovi strumenti come il Green Pass europeo, ora non capisco perché aeroporti o altre situazioni, per esempio qualsiasi evento che oggi viene organizzato, prevede che ci sia un'autocertificazione che debba essere consegnata e dopo essere stata sottoscritta e addirittura in molti casi prevede l'inserimento dei dati quali codice fiscale piuttosto che il proprio documento di identità, e invece da noi questa cosa qua ci è preclusa. Quindi a mio modo di vedere le cose e a modo di vedere le cose anche dei miei colleghi, questa questa previsione è errata e non c'è privacy che tenga sulla salute in un luogo. Per noi sarebbe molto più semplice che uno arrivasse, ci facesse vedere il proprio Green Pass, visto che adesso è legge europea e anche italiana, e con questo essere certi della salute dell'ospite, tranquillizzando noi, i nostri operatori che hanno a che fare con questi ospiti e anche nei rapporti tra ospiti all'interno delle strutture ricettive. Chiaro, quindi adesso il Green Pass, il tampone eccetera servono soltanto per rientrare nel paese, però siamo liberi ovviamente se tutto bianco di muoverci all'interno dell'Italia, per cui Veneto su Veneto, Veneto su Lombardia, insomma spostamenti tra regioni bianche non ci sono problemi, visto che siamo tutti più o meno regioni bianche. Chi viene dall'estero invece avrà il problema all'aeroporto, alla frontiera o comunque se c'è un controllo da parte delle autorità, non per entrare nelle strutture, e questo impedisce anche alle strutture di poter creare delle zone Covid free sostanzialmente. Questa è in sintesi la problematica. Di poter certificare questo tipo di situazione. Certo. Perché se noi ci siamo impegnati e abbiamo avuto anche un grandissimo ritorno positivo da parte delle autorità a cercare di mettere in sicurezza tutti gli operatori,
perché il turismo ha chiesto a gran voce di poter arrivare a vaccinazioni mirate, in quanto il nostro personale è in contatto con diverse persone, quindi Certo. potrebbe essere veicolo e potrebbe anche subire la situazione. Ora, per quello che riguarda le aziende che io amministro, siamo al 99,9% di personale che è stato messo in sicurezza. Questo però è un biglietto che io non posso esibire all'esterno, perché non riesco a certificare le persone che arrivano. Quelle persone che entrano, pro e contro, come dice lei effettivamente. Voglio chiedere un'opinione al Presidente Cegion relativamente a questo aspetto di cui parlava il Presidente Maccola. Cosa ne pensate voi? Vivete lo stesso problema nell'area sottomarina, Chioggia, Rosolina, insomma tutto il territorio delle spiagge? Ma diciamo che allora, la problematica sanitaria è uguale da tutte le parti, sì, che il messaggio, se non arriva dettagliato al Cavallino, non arriva dettagliato neanche dalle nostre parti. Però ammesso non concesso, stiamo parlando di due realtà che hanno numeri totalmente differenti. Il Cavallino è, e qui bisogna fare gli elogi, è una località a livello europeo come numero di presenze, arrivi e presenze. Noi siamo molto più piccolini, facciamo 1.400.000 presenze, però posso dire che nel nostro piccolo, non avendo una affluenza, un numero forte di presenze straniere, diciamo, nel mercato, in special modo del mercato tedesco e austriaco, quest'anno non abbiamo tanto risentito di problematiche legate all'entrata degli stranieri e anche all'uscita degli stranieri, preciso, perché molte domande ci vengono fatte dagli austriaci tedeschi che ci chiedono poi al rientro cosa facciamo. È chiaro che li mandiamo direttamente al sito dell'ambasciata e là è chiaro anche che i bambini, diciamo, sotto una certa età non sono obbligati a avere il tampone per entrare, e questa disinformazione ci crea anche un po' di disguidi e dobbiamo darla a noi. Comunque nel complesso la stagione da noi sta andando molto molto bene, siamo su numeri superiori al 2019 addirittura? e credo che dal 19 giugno in poi dovremmo già segnare il tutto esaurito. Questo è un dato molto positivo, però voglio fare la premessa che non dobbiamo fare un confronto con il Cavallino, perché il Cavallino ha 10 volte la nostra capienza ricettiva, forse anche di più. No, ma comunque sono cose totalmente distinte. Comunque stiamo parlando da una parte, per carità, il dottor Maccola un po' è il volto storicamente del Cavallino, però rappresenta con Assetai le strutture di ricettività all'aperto a livello regionale, quindi anche il lago di Garda, qualsiasi campeggio, vero dottor Maccola? Sì, noi abbiamo associati in tutta Italia e il nostro tipo di turismo è molto legato alla presenza di clientela straniera. Quindi diciamo che nelle nostre previsioni riavremo una stagione che speriamo normale dopo la prima decina di luglio. Al momento, per esempio, ci sono i nostri clienti abituali di Svizzera e Danimarca che subiscono ancora forti limitazioni nell'uscire dal paese, o, come nel caso della Danimarca, proprio nel venire in Italia. Ma perché gli amici venire in possono Italia? viaggiare tranquillamente all'interno della Scandinavia, possono, se va sul sito delle restrizioni di viaggio di Skyscanner, vede quelle che sono le possibilità dei danesi di viaggiare in giro per il mondo. Non so perché, ma noi siamo considerati a livello di Libia, Niger, Mauritania, Senegal e quindi ci rende la situazione piuttosto complessa, con un cliente che veniva tradizionalmente a luglio e che è assolutamente
molto importante per le nostre attività. Ecco, quello che lei riscontra, Presidente, le chiedo una cosa, visto che lei appunto ha questa rappresentanza di strutture che sono privilegiate, predilette insomma da un certo tipo di turismo più tra virgolette sportivo, famiglie di un certo genere che viene dal nord Europa e non soltanto, non riuscite ad agire a livello nazionale, europeo, con delle rappresentanze idonee perché sia chiaro il messaggio della situazione in cui si trova l'Italia? Perché se da un lato abbiamo delle zone, ci diceva il Presidente Cegion, Boscolo, che vanno bene perché giocano Italia su Veneto su Veneto, addirittura Italia su Italia, chi gioca sull'estero, che è gran parte del nostro paese, si trova in difficoltà e incominciare a metà luglio non è certo buona cosa, insomma. Non riuscite ad avere... No, anche se quello che bisogna sottolineare, come ha correttamente indicato il Presidente Cegion, è il discorso della fruizione italiana. Abbiamo fatto i vari consorzi regionali, hanno fatto delle ottime promozioni su Italia e possiamo notare che è aumentato l'interesse degli italiani verso le nostre strutture. Questo è un bene, è una situazione su cui noi andremo a lavorare in maniera veramente importante e quello che riscontro è che il cliente che normalmente non conosce questo tipo di turismo, come dicevo prima, che fa soggiorni brevi, però prenota per una vacanza più lunga in periodi successivi. Infatti quello che posso dire è che da noi il tutto esaurito che, e mi congratulo, la zona di Chioggia Rosolina ha già adesso, noi lo vediamo fino al 10 di settembre circa. Quindi diciamo che quelli che ci conoscono poi rimangono molto soddisfatti e delle volte anche sorpresi per questo tipo di attività e di turismo che precedentemente non conoscevano. Quindi io non voglio dare alcun messaggio pessimistico, è una ripartenza che avrà i suoi problemi, ma è una ripartenza che ci sta facendo molto ben sperare per quello che sarà appunto diciamo la parte centrale e finale della stagione e soprattutto anche in previsione degli anni prossimi. Assolutamente. Sperando che non ci siano più grane di questo più tranquilli, tipo, si spera. la normalità dovrebbe tornare in maniera abbastanza... Assolutamente. Io vi interrompo un attimo, restate entrambi con noi perché abbiamo la pubblicità pochi secondi, poi ritorniamo insieme, vediamo di capire le offerte, le opportunità che ci possono essere da un lato per la costa dell'Alto Adriatico rappresentata appunto da Sottomarina, Chioggia, Rosolina eccetera, quindi col Presidente Cegion, e dopo anche naturalmente raccontare l'area rappresentata invece dal dottor Macola in modo da farla conoscere, insomma approfittiamo anche per fare un po' di, tra virgolette, promozione del territorio. Pubblicità pochi secondi.